Sì, certo. Di acqua. Prego. Infatti stavo versando l'acqua. Buonasera, grazie. La prendo tra un attimo, magari, che così. Grazie mille. Buonasera, benvenuti in libreria Italy Post per questo lunedì dell'economia. Io sono Maria Gaia Fusilli, abbiamo qui Antonio Calabrò, presidente Musei Impresa, senior vice president di affari istituzionali e cultura Pirelli e autore di questo libro che presentiamo appunto oggi, L'avvenire della memoria, raccontare l'impresa per stimolare l'innovazione. Ospite con noi questa sera c'è anche Enrico Carraro, presidente di Confindustria Veneto e presidente del gruppo Carraro, quindi insomma conoscerete bene le personalità che abbiamo con noi. Iniziamo subito dal parlare un pochino del libro. Partirei forse dal titolo, che è evocativo, ossimorico probabilmente, però forse contiene un po' quello che è il senso poi dell'opera stessa e del suo contenuto. Il titolo, che è copiato, era il titolo di un vecchio libro siciliano, in qualche modo riparte dall'ultima lezione di Leonardo Sciascia, A futura memoria, è l'epigrafe, e aggiunge Sciascia, se la memoria ha un futuro. Ora io credo che la responsabilità di chi fa impresa da imprenditore, di chi fa impresa da manager, come me, sia quello di avere contemporaneamente una attentissima e approfondita consapevolezza della crisi e contemporaneamente uno sguardo lungo sulle possibilità di superamento della crisi. Se non avessimo questa attitudine non faremmo impresa, non lavoreremmo in impresa. E così il titolo, certo, sembra un ossimoro, cioè una sorta di negazione di se stesso, e però intende insistere su un elemento. In qualunque condizione anche drammatica di evoluzione dei fattori economici e sociali, bisogna lavorare per trovare una via d'uscita. Il libro gira attorno a questo. Se vogliamo trovare un riferimento letterario di qualche tempo fa, La peste di Albert Camus, che era molto di attualità durante la pandemia. E diceva Camus: nel mondo ci sono dolori e flagelli, ma bisogna sempre evitare di essere dalla parte del flagello. Avere delle vie d'uscita possibili. I libri servono a questo. Io credo che, ma ne parleremo forse meglio più tardi, stiamo andando verso un autunno di particolare difficoltà. La coda è la pandemia, posto che sia una coda. La guerra, le conseguenze sulla fornitura generale dei generi alimentari in aree del mondo che possono diventare molto turbolente, e poi l'inflazione che cresce, non soltanto per l'andamento dei prezzi energetici, e poi l'aumento del costo del denaro, e poi. Forse dobbiamo pensare che ritenevamo di essere usciti dalla crisi post pandemia, rischiamo di ritrovarci in una condizione di grande difficoltà. Averne consapevolezza non significa arrendersi, ma mettere in piedi tutte le iniziative, tutti gli accorgimenti perché le nostre imprese continuino a crescere. Nella consapevolezza nel libro è molto chiara che l'asset di sviluppo reale di questo paese sono le imprese e soprattutto le sue imprese industriali. Ottimo, allora cogliamo proprio questi spunti per entrare un po' nel vivo e mi rivolgo al Carraro, tanto imprenditore quanto poi presidente di Confindustria, nel chiederle un breve inquadramento di quello che è lo stato ad oggi delle nostre imprese, magari locali, per capire quali sono i problemi che stanno affrontando in questo momento. La pandemia la conosciamo, la guerra purtroppo anche, più nello specifico però che cosa stiamo affrontando, con cosa ci confrontiamo oggi. Oddio, come prima domanda è un po' pesante, dovrebbe essere. Intanto buonasera, grazie per l'invito. Rispondo, nel mio caso sia come presidente di Confindustria, sia come presidente della Carraro, essendo così, di fatto chi dovrebbe essere presidente di Confindustria è anche un imprenditore, quindi diciamo che
l'opinione in questo caso è univoca, ma ho un'esperienza diretta anche abbastanza, presente e costante in questo periodo. Il periodo è particolarmente difficile, particolarmente, complicato da disegnare e da guardare. Tutti quanti abbiamo ben chiaro, che sarà un, autunno complicato, abbiamo molti indici che ci danno queste, premesse, ma abbiamo ancora una serie di aziende, molte tante, anche in questo territorio, che continuano ad andare bene, continuano a ricevere ordini. Esiste ed è presente, anche se sta lievemente così, ma poco raffreddandosi, il problema dell'inflazione, sia per quanto riguarda le materie prime e anche un poco per quanto riguarda l'energia. È bene, come dice il dottor Calabrò, fare attenzione a mettere in atto tutti i sistemi che abbiamo di prudenza per, andare incontro a un periodo che, può essere particolarmente complicato, ma dobbiamo anche lavorare con qualche speranza che il periodo sia meno complicato, perché altrimenti, dobbiamo continuare a fare gli investimenti, non possiamo aspettare a fare gli investimenti fintanto che non avremo evidenza di quello che sarà, l'autunno. Quindi bene accendere il segnale rosso, ma bene anche continuare a fare impresa, continuare ad investire come abbiamo fatto. Siamo partiti soprattutto in questi territori la ripresa dopo la pandemia è stata, particolarmente esaltante, perché abbiamo fatto dei numeri che non ci si aspettava, non ancora sufficienti così per riprendere, la crescita che è stata interrotta nel 2019. Il traino che abbiamo di questa esplosione anche dei consumi, ma soprattutto, degli ordinativi, sta trascinando ancora le nostre aziende. Potrebbe essere che questo traino ci aiuti, secondo me, a superare in modo meno pesante quello che potrebbe essere l'autunno caldo. Quindi non un autunno così preoccupante da certi punti di vista, però anche sostenuto dalle Difficile da imprese. disegnare, sostenuto dalle imprese. Non possiamo oggi, così nasconderci dietro anche l'evidenza di un autunno difficile e complicato, lavoriamo anche perché sia meno difficile e meno complicato. Poi nel libro si fa appunto riferimento tanto alla memoria quanto all'avvenire, il che richiama ovviamente la dimensione del passato e del futuro, ma in realtà di mezzo ci sta poi l'oggi, che è il momento in cui agire guardando in avanti. Oggi appunto sappiamo che le difficoltà sono quelle che abbiamo ricordato. Da cosa ripartire, da che modello di impresa, da quali valori fondamentali ripartire per far sì che dopo tutte queste sfide non si torni al punto di partenza, ma si possa fare un passo in avanti. L'ultima copertina dell'Economist, quella che ne edicola, ha un mondo un po' frantumato e un termine che è la riglobalizzazione, un nuovo disegno della globalizzazione. Noi siamo, lo diceva bene Enrico per un pezzo poco fa, noi siamo in presenza di un lungo e radicale mutamento delle condizioni generali degli assetti economici internazionali e di un'accentuazione della crisi per motivi contingenti. Potremmo anche provare a schematizzarlo così. 1989, crollo del muro di Berlino, accelerazione della globalizzazione, scomparsa di un competitor sulla scena internazionale, fine dell'equilibrio bipolare. È come se il mondo fosse più semplice, più connesso, più pronto all'espansione. Tecnologie, mondo stretto, mondo in impetuosa crescita. E abbiamo creduto che questo periodo fosse di lunghissima portata. Non era esattamente così, perché avevamo sottovalutato alcuni elementi di fondo che dentro una fase espansiva però costituivano dei colli di bottiglia, delle questioni da risolvere
c'era da ridisegnare, per esempio, il sistema dei commerci internazionali, c'era da tenere conto del vuoto lasciato da un gigante politico che era fragilissimo economicamente, che però occupava e avrebbe occupato fortemente quella scena. Quello che oggi Putin chiama l'umiliazione della Russia. Putin ha torto, siamo chiari fin da subito, ha torto, ha invaso l'Ucraina, sta facendo delle cose terribili, però il problema della Russia, un grande attore internazionale, con un enorme arsenale nucleare in pancia, era un problema che andava probabilmente tenuto in considerazione esattamente così come gli Stati Uniti tennero in considerazione l'Italia, la Germania e il Giappone con il piano Marshall, una ricostruzione guidata con un forte segno positivo. La globalizzazione successiva al crollo del muro, alla fine dell'equilibrio bipolare, era stata fortemente segnata da un'idea, che era quella della prevalenza dell'economia finanziaria e anche di un'idea degli scambi, delle produzioni, dei commerci di corto periodo. Erano gli anni della finanza rapace e dello short-termismo. Si fa tutto velocemente, come se non ci fossero più orizzonti di crisi. Nel frattempo l'economia si espandeva con catene lunghe di produzione e di fornitura. Si facevano i microchip, le molecole dei medicinali, laddove c'era un basso costo del lavoro e anche condizioni generali di facilità del fare affari, mettiamola così. Catene lunghissime di fornitura, catene lunghissime del valore, ci siamo accorti, la pandemia lo ha accentuato, ma lo aveva già rivelato la crisi finanziaria del 2008, che le catene lunghe di fornitura sono molto fragili e che andavano invece pensate a ragioni diverse degli scambi internazionali. Una nuova Bretton Woods, un nuovo disegno della World Trade Organization. Insomma, questa è la condizione di fondo, accentuata dalle grandi crisi che abbiamo vissuto, che sono non soltanto il conto delle crisi, non le facciamo partire tradizionalmente dal 2008, è un conto secondo me sbagliato. La prima crisi con cui abbiamo dovuto fare i conti era il 2001, le Torri Gemelle, il punto di fragilità degli assetti internazionali con la guida americana. E poi il 2007 e 2008, e poi la pandemia, e poi la recessione conseguente, e poi adesso la guerra. Siamo dentro un ridisegno obbligatorio del mondo. Io non credo affatto che la globalizzazione sia finita, ma che vada ripensata su basi più equilibrate, sì, e quando dico basi equilibrate penso a due dimensioni. Una dimensione è dello spazio, una riglobalizzazione selettiva in cui si torni a produrre nei grandi aggregati produttivi. L'Europa è una piattaforma produttiva in cui tornare a produrre. La seconda ridefinizione ha a che fare col tempo. Fuori dal tempo rapace della finanza in cui si fanno soldi con gli arbitraggi, dalla chiusura dei mercati asiatici al mattino, all'apertura di quelli europei, alla chiusura di quelli europei, all'apertura di Wall Street e così via, in un ciclo in cui si macinano soldi immaginari, l'economia di carta, e si mette invece da canto l'economia reale, l'economia delle nostre imprese. Lo spazio, il tempo, ma anche una terza dimensione, gli squilibri sociali, perché un punto che ha reso molto fragile la globalizzazione, che ha reso messo in difficoltà le nostre imprese, è la non accettazione degli squilibri derivanti dalle grandi crisi. Mi vengono in mente due titoli di due libri molto saggi. Il primo è Salviamo il capitalismo da se stesso, l'altro è Salviamo il capitalismo dai capitalisti. I titoli sono a effetto, però abbiamo tutte le esigenze di ricostruire una legittimazione e un rapporto di fiducia nelle nostre imprese. Questo è il quadro che abbiamo davanti. Io credo che in questo quadro passi avanti positivi ne siano stati fatti parecchi. Sono preoccupato ma non sono pessimista. Per quanto riguarda, stiamo proprio su alcuni dei temi che sono stati sollevati, in particolare di grande attualità è ovviamente la discussione sulla globalizzazione. Abbiamo parlato nel tempo, grazie insomma anche ai nostri eventi, con varie personalità che hanno dato letture diverse. C'è chi è più pessimista da questo punto di vista, anzi pessimista è già un giudizio. Diciamo che c'è chi crede che sia arrivato un momento di grande frenata e chi invece pensa che fondamentalmente dopo il risolvimento di tutto questo, che speriamo sia
prima possibile, si tornerà esattamente a fare quello che abbiamo fatto fino al momento prima. Da questo punto di vista come commenterebbe? Ma è che intanto non ho capito chi sia pessimista chi, pensa che sia finita la Vero. globalizzazione, ovvero chi, vorrebbe che la globalizzazione andasse avanti in questo modo. Secondo me, era nata per caso, si era sviluppata la globalizzazione e la catena del valore, così in un equilibrio instabile, perché è un po' alla volta è cresciuta, non è cresciuta secondo un piano ben preciso. Le lunghe catene del valore che sono state poi distrutte e bloccate con la pandemia ne stiamo pagando ancora oggi le conseguenze, era nato in modo molto, molto casuale. Si è interrotta questa lunghissima catena che dal Far East, dall'Asia arrivava fino all'Europa e ci ha bloccato. Ma lì lo sbaglio, se volete, fu ancora prima, secondo me. È citato sul libro di Calabrò il termine local for local, che è molto importante, così perché ognuno deve dare anche così evidenza di quella che è stata l'esperienza dell'imprenditore. Oggi il gruppo Carraro è un gruppo che sta ritornando dopo anni un po' complicati verso gli 800 milioni di euro, con stabilimenti in Cina, in India, in Sud America, ma la nostra politica non è mai stata la ricerca del basso costo del lavoro. Noi abbiamo aperto stabilimenti local for local, ovvero solo per soddisfare mercati locali che non era competitivo, troppo costoso fornire dall'Europa. Quindi Produrre lì per vendere lì. produrre lì per vendere lì, produrre in Europa per vendere in Europa. È chiaro che quando una catena così grande, poi si possono fare delle economie e dei raggruppamenti e delle scale, ma laddove economia globale per un certo periodo, partita proprio dal nord-est, quando negli anni '90 abbiamo fatto le prime piccole e grandi esperienze in Albania, in Romania, ma sempre proprio alla ricerca del basso costo del lavoro. Poi lì non bastava più, si è andati verso l'India, verso la Cina non bastava più, si è andati verso il Vietnam. Ecco, questo secondo me deve cambiare. Dobbiamo riuscire a interpretare ogni continente così come piattaforma per quel continente. Le lunghe catene del valore ormai secondo me diventeranno sempre più anacronistiche. Questo vuol dire anche avere delle opportunità per l'Europa in un certo reshoring che speriamo in parte anche noi, con grande difficoltà come paese, di poter intercettare quello che stanno anche facendo gli Stati Uniti. Quindi io vedo anche così positivamente non è un ridimensionamento della globalizzazione, perché sarebbe sbagliato. Così un ridisegno, facendo attenzione, questo sì, che ormai molti gusti e molti stili di vita sono globali, quindi ormai il cittadino urbano dell'India, della Cina o di Torino hanno gusti e abitudini dei consumi molto, molto simili, e questo va bene per così disegnare le catene distributive più che le catene produttive. E stando sempre su quelle che sono delle problematiche del periodo, ma non tanto per concentrarci, forse, non proprio soltanto per concentrarci insomma sugli aspetti negativi, ma anzi per sciogliere un attimo i punti critici e capire invece come fare un passo avanti. Nel sottotitolo è citata l'innovazione, così come in generale la cultura d'impresa deriva da vari aspetti dell'impresa, anche dalle persone che la fanno poi tutti i giorni, che forse sono l'asset principale. Si discute molto
ultimamente del problema degli addetti, dei lavoratori che sono sempre più difficili da trovare. Anche Confindustria ha denunciato il problema a più riprese. Cerchiamo di capire effettivamente come siamo messi da questo punto di vista e se c'è qualcosa che si può fare, promuovere per invece risolvere un ostacolo che non è da poco. Per alcuni versi insormontabile, perché a questo va legato la crisi di natalità che stiamo così portando sulle nostre spalle. Continua e persiste la mancanza di lavoratori un po' a tutti i livelli. E anche questo ci deve così portare a interpretare meglio la visione dell'autunno caldo. Per ancora tutt'oggi si leva da molti colleghi il problema è di trovare nuovi addetti, ma non sto parlando delle spiagge, non sto parlando dei bar, ma anche così di fabbriche e di manifattura. Quindi vuol dire che il volano sta ancora, il volano così che era ripartito dopo la pandemia sta ancora girando e sta portando a casa qualche cosa. Come si risolve? Intanto come si risolve per il nostro territorio, così cercando di essere più attrattivi, per essere più attrattivi con soprattutto i giovani lavoratori bisogna essere anche più attrattivi, riuscire ad attrarre grandi gruppi nel nostro territorio, parlo soprattutto nel nord-est, parlo in particolare nel Veneto. Noi abbiamo avuto la fortuna di avere un tessuto estremamente vigoroso e intraprendente, fatto da piccole e medie imprese che hanno sostenuto anche durante la pandemia la ripartenza. Sarebbe ora di pensare, lavorare anche in virtù del discorso che facevamo prima del reshoring, di riuscire a portare qualche azienda così che possa anche alimentare lo sviluppo. E questo qui così per intrattenere e per avere più forza lavoro giovane, perché sì, molti giovani, molti neolaureati sono interessati oggi principalmente a fare carriera, avere possibilità così di sviluppo professionale all'interno di aziende che le più piccole non sanno dare. Ci sono anche il problema, aggiungo, delle aziende familiari che oggi di fatto, anche per una questione legata al prodotto e legata anche alle dimensioni, magari non riescono nemmeno essere d'attrazione per i figli di alcuni imprenditori. Poi bisogna riaprire e ripensare ai flussi, ma non ai flussi come li abbiamo sempre intesi, ovvero chiamare Le avrei delle chiesto anche persone questo. perché raccolgano le angurie e i meloni a 4 euro all'ora, ma bisogna ripensare a dei flussi ordinati con la formazione, facendo delle scuole professionali, e io penso al Nord Africa, che è un posto così geograficamente vicino. Bisogna chiamare dei lavoratori, bisogna fare delle edilizie anche per questi lavoratori, bisogna che questi lavoratori possano anche ritornare almeno una volta all'anno nei loro paesi, altrimenti, se abbiamo l'idea di crescere, di continuare a crescere e di sviluppare il nostro PIL, avendo una natalità che è in continuo decremento, non riusciamo a fare niente. Se da domani mattina, parlando di natalità, cambiassero tutte quante le cose, gli effetti sarebbero comunque tra 30-50 anni, e se non facciamo nulla non andiamo da nessuna parte. Quindi in qualche modo non ci bastiamo più, soltanto noi, ed è finita un po' la stagione in cui possiamo essere autosufficienti da questo punto di vista, banalmente. Le chiederei di elaborare sempre su questo e sul ruolo che appunto le persone hanno in un'impresa che in qualche modo si può definire anche cultura stessa, perché oltre a questo problema qui della mancanza dei lavoratori, appunto c'è anche proprio la difficoltà non solo a reperirli la prima volta, ma a trattenerli, e tutta la questione salariale, insomma il tema è abbastanza caldo. Non siamo mai stati autosufficienti. Lo sviluppo di questo paese negli anni 50, negli anni in cui crescevamo a un ritmo cinese, 5,5% di media nel decennio
tra il 50 e il 60 sino alla punta altissima del boom che era il 63, quella crescita era fondata su una straordinaria, gigantesca e spesso dolorosissima migrazione da sud verso nord e in parte dal nord-est verso il nord-ovest. Il nord-est è diventato un territorio industriale diffuso quando, con la crisi del 64-65, che è la prima frattura congiunturale, e poi con la crisi della fine degli anni 60 e con la crisi energetica del 73, molte imprese hanno espulso lavoratori che sono tornati nelle loro case, da cui erano emigrati, soprattutto il nord-est e la fascia pedemontana, e hanno messo in piedi lì le loro imprese. Ce ne siamo accorti solo negli anni 80, ma il fenomeno andava avanti dal 73 in poi. Lo sviluppo italiano, insomma, è stato sviluppo di grandi movimenti in un paese, ha ragione Enrico Carraro, che aveva comunque una natalità positiva e una fiducia complessiva in un ascensore sociale che metteva in movimento energia. Per mio padre e per mia madre, io sono del 50, mia sorella e io saremmo stati meglio di loro. Per la generazione di tuo padre, quello era ma neanche un impegno, era un dato acquisito. Stavamo dentro un ciclo positivo in cui le generazioni crescevano e si investiva sul futuro. Ecco, in questa idea dell'investimento sul futuro, questo paese ha dato il meglio di sé. Poi a un certo punto si è fermato. Dovremmo aprire qui un dibattito, che non faremo, su qual è il momento in cui si blocca l'ascensore sociale. Io una data ce l'ho, ed è il 1983-84, quando la linea piatta del debito pubblico comincia a salire per mantenere alto il tenore di vita delle generazioni di quel momento. Lì si rompe il patto generazionale, lì si scaricano sulle nuove generazioni i costi di un benessere che si andava distribuendo. Siamo andati via via a peggiorare col debito pubblico, l'abbiamo fermato, l'abbiamo fatto ricrescere, insomma, ma lì si è rotta una molla del paese, una molla di aspettative, una molla di fiducia. Abbiamo parlato sinora di elementi di difficoltà. Proviamo a dire invece quali sono le condizioni che ci possono consentire di cogliere l'ondata positiva della riglobalizzazione selettiva, del reshoring. Cioè, che cos'è che può fare in modo che, nonostante tutto, ed è un nonostante gigantesco, nonostante tutto le nostre imprese possono essere motore, molla di ripresa. Lei mi chiedeva di cosa parliamo quando parliamo di cultura. Questa è una molla. Quando parliamo di cultura d'impresa parliamo, certo, di tutto quello che ha a che fare con la bellezza, con la qualità, con il rapporto con i territori, con una sostenibilità che è pratica quotidiana, appunto, per il rapporto con i territori. E però ci tocca, come donne e uomini di impresa, insistere su un elemento di cultura d'impresa, perché cultura d'impresa è un contratto di lavoro ben fatto. Il contratto dei metalmeccanici, l'ultimo che è stato firmato, ha un forte elemento culturale perché introduce nel contratto la formazione e dice che il salario si lega alla produttività e la produttività è fortemente stimolata dagli elementi formativi. Questo cos'è se non cultura? Cultura è una nuova lega metallica. Cultura è un processo, una modifica di un processo produttivo che tiene conto di alcuni elementi, per esempio energy saving. Cultura è un bilancio, un modo di fare il bilancio. Cultura è scrivere con chiarezza il bilancio. Come si chiama se non cultura una scelta del genere? Cultura è una passione metalmeccanica. Mi viene in mente la chiave a stella di Primo Levi, che è un monumento alla bellezza della cultura metalmeccanica, del montaggio. Cultura è un procedimento chimico. Cultura è uno stile di governance. Essere trasparenti è una scelta culturale, poi tutto questo va raccontato, il racconto è un elemento culturale e il racconto della cultura d'impresa può essere molto articolata, si può fare a teatro, si può fare con la musica, si può fare aprendo le nostre imprese fin dalle scuole elementari, alle bambine e ai bambini a cui va detto, va fatto vedere con molto coraggio di mettersi in vista che nelle imprese, le imprese dei loro padri, delle loro madri, dove lavorano le loro madri e i loro padri, ci sono degli elementi positivi. E poi alle generazioni delle ragazze e dei ragazzi delle scuole superiori che le imprese, le nostre imprese, sono posti in cui è possibile realizzare disegni, progetti, ambizioni, perché le nostre imprese sono l'unico ascensore sociale
che resta in questo paese. Lo dico dispiaciuto, perché mi piacerebbe che gli ascensori sociali fossero parecchi, lo fosse l'università, lo fosse la pubblica amministrazione, lo sono soltanto le nostre imprese. È un limite del paese, un limite complessivo della tenuta del paese. Questa è cultura d'impresa, che è cultura contemporaneamente scientifica e umanistica. Il senso del bello e il senso della misura, il senso della memoria e il senso dell'innovazione. Questi sono elementi che sono i nostri punti di forza, perché Enrico lo sa bene, tu puoi copiare tutto, puoi copiare un prodotto, puoi copiare un processo produttivo, puoi aggirare un brevetto, non puoi copiare una storia, perché la storia è un punto identitario, di identità aperta di ogni azienda, di ogni territorio, di ogni paese, è il nostro punto di forza. Per questo vale la pena insistere sulla storia, perché la storia è una leva formidabile per il futuro. Gli spunti anche qui sono moltissimi, per cui io ve ne lancio magari un altro paio e poi vediamo se ci sono anche delle domande da raccogliere dal pubblico. La cultura d'impresa è anche un modo appunto di raccontarsi, come diceva Calabrò, e quindi uno storytelling che è diverso dal marketing probabilmente. Fra i due termini sicuramente c'è una differenza. Non so se siamo bravi a raccontare le nostre imprese, non so se tendiamo a farlo più appunto dal punto di vista della vendita, del commercio e meno da un punto di vista più sostanziale. Storytelling è una parola che non mi piace perché è un po' raccontare fuffa con termini, Esatto, questo dobbiamo quindi evitare probabilmente. quindi cambiamo. Una riflessione sull'ascensore sociale e su quando si fermò l'ascensore sociale, che più o meno può essere attorno a quell'epoca. Io stavo pensando, mentre Antonio parlava, a quanti operai o impiegati che lavoravano con mio padre fino a quegli anni sono usciti dalla nostra azienda e hanno fondato delle aziende molto importanti, alcune delle quali oggi fanno anche 200-300 milioni di euro, altre più piccole. E stavo pensando io, da quando sono presidente, ovvero comunque sono esecutivo nel board delle Carraro, negli ultimi 15 anni non mi viene in mente nessun dipendente che sia uscito, ovvero magari ce ne sarà qualcuno, però sono assolutamente molto, molto pochi. Questo è particolarmente deprimente per il nostro territorio, per il nostro paese, ma qui c'è anche la mia esperienza personale. Ormai quando si è attorno ad alcuni tavoli, ad alcuni contesti, ad alcuni convegni, quelli organizzati da Confindustria o dalle banche, questi luoghi qua, ormai ci sono sempre più, parlando di aziende medio-grandi, figli di imprenditori, seconda o terza generazione, magari figli di imprenditori che comunque con i soldi della famiglia hanno dato vita a nuove imprese, ma la figura ormai del imprenditore di successo nei nostri territori, che è riuscita a portare aziende a un certo livello, diciamo oltre i 20-50 milioni di euro, sono molto pochi. Ce ne sono, ma non è una cosa così normale come erano in quegli anni. La domanda invece parlava di formazione, di cultura, no, di storytelling. Beh, ecco, riferendosi così, sempre pensando mentre parlava Antonio, forse ecco, la migliore parola per descrivere la cultura aziendale è la partecipazione, ecco. È laddove nelle aziende c'è la partecipazione intesa come insieme di proprietà del contesto civile nella quale si insedia l'azienda, nei lavoratori ai vari livelli. Partecipazione vuol dire anche cultura, vuol dire anche tutte quante queste cose qua. Ecco, secondo me queste qui sono, al di là di raccontare storie e favole su quanto bravi e belli siamo, sono delle testimonianze, e se poi uno va a guardare le aziende vincenti, quasi sempre, poi ripeto, ci sono sempre i casi, ma quasi sempre sono quelle aziende che hanno saputo
fare della responsabilità sociale, ancora prima che oggi parliamo tanto di responsabilità sociale, ma soprattutto come storytelling, ecco, quelle che invece senza conoscere cos'era la responsabilità sociale da tanto si erano attivati attraverso queste cose, sono imprese che poi sono riuscite a crescere e a fare formazione, a far crescere i propri collaboratori e a crescere loro come aziende. Poi concludo con un'altra che magari sarebbe venuta dopo, ma che si lega molto anche a quello che è stato detto da Antonio sui livelli retributivi, sulla critica dei livelli retributivi. È vero, ma il problema non è dei bassi livelli retributivi, è della bassa produttività e del basso valore aggiunto che hanno i nostri prodotti. Molte aziende, vedo sul territorio, sono un po' figlie dello sviluppo e del boom metà degli anni 90, a seguito della svalutazione, fummo molto competitivi. Abbiamo sempre basato la nostra competizione non tanto sui nuovi prodotti, sull'innovazione, ma soprattutto sul processo e sul costo del lavoro. Ecco, oggi chi vince, chi riuscirà a passare questa doppia crisi, ovvero questa tripla crisi 2008, Covid e adesso guerra, saranno forse quelle imprese. E giusto perché a me piace quando sono in in questi contesti vedere anche proprio nelle industrie se trova riferimento quello che si scrive nei libri. Beh, mi capitava di essere con un importante nostro cliente tedesco, che è una fabbrica metalmeccanica, che si parlava di come avvicinare i giovani alle fabbriche, all'ambiente delle fabbriche. Io tutto quanto così orgoglioso, sì, i licei, sì, le scuole professionali. Bene, lui mi diceva che nella sua azienda fa entrare i bambini di prima elementare, fa dei campus all'interno della sua azienda, i bambini di prima elementare, per farli avvicinare al mondo della fabbrica, al mondo della produzione. Benissimo, ritorniamo sugli stessi temi, quindi quello che non vogliamo chiamare storytelling, ma che possiamo chiamare racconto di Racconto. un'impresa, esatto. Qual è la distanza, la differenza rispetto invece a operazioni più di mero marketing, che poi non è detto che siano, sbagliate a prescindere, le 2 cose possono andare insieme? Siamo già bravi a fare questo racconto oppure ci manca ancora qualcosa? No, ci manca un sacco, perché questo racconto abbiamo cominciato a farlo di recente. Diciamo che a lungo gli imprenditori italiani pensavano che il loro dovere fosse produrre, vendere, stare sul mercato, stare lì. C'era un modo di dire: noi facciamo fatti, non stiamo lì a chiacchierare. Credo che lì ci sia un errore di percezione del rapporto con gli ambienti circostanti. Enrico poco fa ha usato una parola fondamentale per spiegare questo fenomeno ed è partecipazione. Ora, partecipazione si può avere in molti modi. Certo, c'è una partecipazione a processi produttivi che non sono più quelli seriali fordisti, c'è una partecipazione ai risultati dell'impresa, c'è una partecipazione che è anche legata all'orgoglio di appartenenza. Io sono felice di lavorare in un posto, sono soddisfatto, lavoro bene, produco di più, rapporto stretto tra partecipazione e produttività, perché questo posto in cui sto mi valorizza e valorizza le comunità di riferimento. E la partecipazione è sapere di essere attori responsabili di un territorio, responsabili del suo sviluppo, responsabili del suo benessere, responsabili dell'equilibrio ambientale, responsabili del futuro possibile delle generazioni nuove che stanno nei territori che incidono
sull'impresa. Da questo punto di vista io credo che vadano fatte due cose. Uno, migliorare profondamente l'ambiente di lavoro. In Pirelli abbiamo aperto le biblioteche per i dipendenti. Piccola cosa, però vieni lì, prendi un libro in prestito, lo porti a casa, percepisci che leggere un libro faccia parte della qualità della vita, prima ancora che della qualità della produzione, ma che incide sulla qualità della produzione. Ed è un elemento di welfare. Se ci sono a disposizione 200 titoli diversi per i tuoi bambini, tu hai messo dei libri nelle mani dei tuoi bambini e hai risparmiato quei 20-30 euro al mese che fanno sì che tu possa avere una buona qualità della vita e della relazione senza che questo incida sul tuo salario. Partecipazione è una mensa ben organizzata. Partecipazione, cioè tutto quello che ti dà orgoglio di appartenenza e fiducia nel fatto che quel posto è un buon posto in cui pensare di avere tu una vita e perché no proporlo ai tuoi figli. E questo è un pezzo. E l'altro pezzo è aprirle le nostre fabbriche. Già ci sono delle iniziative molto importanti, il PMI Day, Open Factory, ci sono una serie di cose che dicono che dopo avere a lungo alimentato e subito, contemporaneamente alimentato e subito, il processo per cui la fabbrica è brutta, sporca e cattiva, e ce ne sono ancora parecchie, brutte, sporche e cattive, con un alto livello di incidentalità, adesso vale la pena insistere su elementi della fabbrica bella, che vuol dire ben progettata, luminosa, trasparente, sicura, investendo moltissimo sulla sicurezza del lavoro, che è un elemento di produttività, non è soltanto un fondamentale rispetto dei diritti delle persone. E tenendole aperte, e facendo entrare le scuole, facendo entrare le persone, avendo anche la capacità di raccontarsi. Ecco, la cosa che dobbiamo fare è raccontarci molto di più. Beh, un elemento sicuramente interessante è il fatto che a primo acchito sembra che questo esca del tutto dalla logica del profitto, nel senso che chi cerca... Migliora clamorosamente il profitto. Esatto. A noi tocca fare profitto. Fare Esatto. profitto nella stagione in cui finisce l'ossessione dello shareholder value, corsi di borsa e profitti, e si apre la stagione degli stakeholder values, cioè dei valori delle comunità, dei dipendenti, dei fornitori, perché solo in questo modo rilegittimi il nostro fare impresa e dunque crei un ambiente favorevole all'impresa, sempre profitti facciamo. Meglio. Esatto, quindi alla fine è un circolo virtuoso che aumenta la produttività e che quindi poi torna indietro come investimento, diciamo. Voleva commentare su questo? No, non volevo commentare su questo, no? È arrivato il microfono in mano. Ecco, Eh, perfetto. ma sono stato distratto dalla notizia che mi è arrivata, che non sapevo, dalla visita che oggi ha avuto il nostro presidente Bonomi a Kiev ecco. Per Non era preso. parlare di... No, allora, non so se siamo in via di conclusione. Sì, No, adesso forse abbiamo anche chiudiamo un su po', questo. forse abbiamo ancora un po', forse abbiamo ancora un po' di tempo. Adesso non è perché c'è Antonio, lui dovresti anche parlare un po' del campiello, di quello che abbiamo fatto con il campiello, per dare evidenza anche a quello che fanno, perché in modo molto così lungimirante ci siamo visti con Antonio un paio di anni fa, parlando di cultura, parlando di benessere, parlando di aziende, parlando della loro biblioteca Pirelli, che lui, cioè, è una grande biblioteca, è una grande cosa la fondazione Pirelli, però Pirelli ha subito avuto l'attenzione con il campiello, non di guardare al campiello in modo generalista, ma guardare al processo, al percorso di lettura per i più piccoli, e abbiamo dato vita insieme al campiello junior, proprio per l'attenzione che deve avere un'azienda, perché lui è portatore degli interessi
di un'azienda, proprio per l'interesse che dobbiamo avere fin dalle giovani generazioni, che forse non abbiamo mai avuto, ma che non è mai troppo tardi per iniziare. Bonomi a Kiev. No, leggevo così, non sapevo, quindi ho letto questa cosa di Bonomi a Kiev. Se abbiamo delle domande, vedo che c'è già Filiberto. Una domanda a entrambi. La prima per Calabrò. Noi cultori della cultura d'impresa, siccome ogni tanto mi chiedo ma dove sbagliamo, no? Quando il mondo non gira dalla parte che pensiamo, c'è chi dice che sbaglia il mondo e io penso invece che abbiamo sbagliato qualcosa noi. Noi cultori della cultura d'impresa abbiamo beatificato Olivetti. Abbiamo fatto un'operazione negli anni culturale che dice Olivetti era secondo me facendo un'operazione simile a quella che fa la Chiesa Cattolica coi santi, appunto, per cui tu sei un povero peccatore, poi c'è il santo ed è qualcosa di irraggiungibile. Allora la domanda, dimenticandoci peraltro che prima di Olivetti c'era Alessandro Rossi, c'era Marzotto, la città sociale e così via, quindi che anche quella cosa di Olivetti deriva da una tradizione che abbiamo voluto dimenticare. Allora, quel tipo di modello lì ha creato, secondo me, Antonio, quello che dicevi, e cioè l'imprenditore, no vabbè, quelle cose lì la fanno i santi, noi ci occupiamo di cose normali, cioè di fare impresa, è un errore che abbiamo commesso. E la domanda successiva, faccio tutti e due un colpo per Enrico Carraro. Mi è capitato di parlare con Alessandro Chiesi, il quale a Parma, insieme ad altri, ha messo su questo movimento Parma Io Ci Sto. Che cosa fa? Si occupa di favorire attrattività di territorio, hanno fatto Parma capitale italiana della cultura e tutta una serie di cose, perché lui e alcuni suoi colleghi imprenditori hanno capito che dovevano fare qualcosa per rendere attrattivo il loro territorio, se no non avrebbero avuto i talenti. Allora, se quelle cose che facevano Rossi, Olivetti, eccetera, eccetera, le poteva fare soltanto la grande impresa, in un territorio di piccole e medie imprese, non è possibile trovare delle forme in cui imprese come la sua, come Stevanato, come Carella, cioè che hanno già una certa dimensione, facciano delle operazioni a loro favore, perché la cosa che mi diceva Chiesi non è che lo facciamo, cioè dice lo facciamo anche per gli altri, per la società, per il benessere della città, ma lo facciamo in primo luogo per salvarci noi. Con queste difficoltà che ci sono a tenere i talenti in Veneto, non dovete forse supplire, diciamo, alle mancanze della politica in questo senso e quindi fare un salto di cultura d'impresa vostro? Adriano Olivetti intanto. La biografia scritta da Paolo Bricco su Adriano è una biografia completa, perché mette in evidenza anche gli errori fatti da Adriano Olivetti, sapendo che probabilmente alcuni errori erano intuizioni anticipate e la morte gli ha impedito di portarla avanti. L'acquisto di Underwood, gigante in crisi della metalmeccanica americana, le macchine da scrivere, è il momento in cui il settore passava alle macchine elettroniche. Sì, con celebrare i santi è un'operazione fondamentale per i fedeli, non per la cultura d'impresa. E io credo che separare una figura dal contesto anche delle contraddizioni e degli errori del mondo economico non aiuti a fare crescere l'accettabilità sociale della figura dell'imprenditore. Adriano Olivetti rimane un personaggio fondamentale positivo della storia italiana. E però io credo che valga la pena ricordare anche quelli che ricordavi tu, Rossi, Marzotto e i tanti altri che in quel periodo e dopo hanno contribuito a dare all'impresa uno slancio positivo di lievito sociale, di elemento del capitale sociale che trasforma un territorio, una produzione, un elemento generale del
del benessere. Oggi la responsabilità che ci tocca, ma lo dicevamo poco fa, è di sapere che in una stagione in cui sono cambiati i mercati e sono cambiate le esigenze del pubblico, un'impresa non è soltanto una macchina di produzione. Potrei dire che è una macchina di senso, un insieme di valori, un elemento che modifica e trasforma in modo più equilibrato, più socialmente accettabile la realtà in cui la competitività e la solidarietà fanno parte degli elementi, degli asset distintivi di un'impresa. E questa è la cultura d'impresa positiva. Quanti sono gli imprenditori che si possono riconoscere in una dimensione del genere concretamente? Moltissimi. Inciampi in storie belle di impresa che non sono eccezioni, sono tessuto. Ecco, io credo che siamo in una fase della storia dello sviluppo economico, soprattutto in questo paese, in cui c'è un tessuto di relazioni positive da valorizzare. Aggiungo che Olivetti comprò Underwood senza nemmeno andarla a visitare, perché fu proprio un acquisto molto, molto delicato, infatti nulla toglie, esatto, infatti prima che imprenditore illuminato, Olivetti fu uomo illuminato, che è molto più importante. Ma perché non le fanno Stevanato Carraro, Carrel, eccetera? Perché noi le facciamo ed è per questo che stiamo andando bene, perché riusciamo in parte ad attrarre ancora la forza lavoro che ci serve, perché quando hai un nome, quando hai possibilità di fare carriera, quando hai possibilità di fare girare le persone, anche quando hai possibilità di remunerarle un po' meglio, ovvero di farle partecipare a progetti di ricerca, riesci a spiegare tutte quante queste cose qui quando fai le interviste, quando devi portare a casa gli skills, le persone, le professionalità che ti servono, è un po' più facile, ma noi abbiamo questa leva corta, sempre più corta, ma riusciamo ancora un po' ad utilizzarla. Qui si deve muovere un po' meglio la regione, il sistema, non è un segreto che io mi sono visto anche su questo per aspetti più generalistici di sviluppo del territorio, anche con la regione, con i rettori delle 4 università del nostro territorio, così per riuscire ad intercettare da una parte e a richiamare dall'altra nuovi giovani, intercettare i giovani che arrivano e che studiano, per i quali noi costruiremo case, residenze, eccetera, eccetera, sempre troppo poche, ma qualche cosa stanno facendo, e poi dopo il percorso di studi se ne vanno, ovvero per richiamare anche quelli che non ci sono. Quindi c'è la volontà, mi sembra fino adesso anche politica, tu segui un po' anche gli avvenimenti dell'Emilia, sai che l'Emilia, che già sono più avanti di noi, hanno fatto un progetto di legge appunto per attrarre giovani talenti, ma attrarre giovani talenti sai anche grandi imprese dove fare lavorare questi giovani imprenditori, imprese che possono remunerare non il loro stipendio, ma proprio la loro voglia di sapere, la loro voglia di partecipazione. No, io parlo di quello che ha fatto, di quello che sta facendo la politica, di quello che sta facendo l'amministrazione, di quello che sta facendo Bonaccini e anche di quello che ha fatto. Ma io sono molto sereno, no, ma ci sono tutti i presupposti perché questo territorio possa riprendere ad accogliere e a sviluppare, cambiando certe cose. Ci sta sicuramente, perché è stata per molti genitori dei nostri territori un titolo di emancipazione riuscire a mandare i propri figli a Milano, ovvero anche alle università straniere, quindi un percorso che secondo me dovevamo fare, è un percorso che non dobbiamo riprendere un po' per così riuscire a riportare, a far crescere i nostri territori, ma
ripartendo, non siamo a zero, perché hai citato delle aziende grandi, note, famose, ma ce ne sono anche tante piccole, innovative, quindi esiste questo volano che sta girando. Bisogna che questo volano poi riaccenda il motore, e ci sta anche, dopo la clamorosa e gloriosa corsa che abbiamo fatto da fine degli anni 80, tutti gli anni 90 e parte degli anni 2000, ci sta così anche un ripensamento del proprio schema e della propria struttura industriale. Quindi io su questo continuo ad essere abbastanza, anzi, sì, mediamente positivo. Spero di aver risposto. Se ci sono altre domande, altrimenti perfetto, siamo già andati anche un po' lunghi, ma abbiamo recuperato qualche minuto iniziale. Grazie mille per la partecipazione, Antonio Calabrò e Enrico Carraro. Vi aspettiamo se volete per un brindisi finale, altrimenti i prossimi giorni, tutti i giorni, in degli incontri a tema diverso. Quindi grazie mille, ci vediamo nei prossimi giorni.